Per le strade movimentate della capitale è in pieno svolgimento una caccia al tesoro, il passatempo preferito di certa gioventù romana. Il gioco consiste nella ricerca di determinati oggetti indicati sotto forma di indovinello in un foglio d'ordini precedentemente tenuto segreto. Chi arriva prima con tutti gli oggetti richiesti, vince. Mentre tutti corrono al lavoro o appresso ai loro affari, i nostri giovani sono intenti al loro dinamico gioco, provvisti di veloci e rumorosissime automobili abilmente sottratte al genitore. Tutto ciò non contribuisce certo allo snellimento del traffico urbano, anche se incrementa il numero delle sanzioni pecuniarie. Attenzione, penalità, contravvenzione. Beh, pazienza, tanto paga. Il male è che già sono in vista altri concorrenti. In questo momento assistiamo ad una movimentata discussione con un vigile urbano, il quale evidentemente non si rende conto dell'importanza del fattore tempo in una gara così accesa. Presto, presto, si riparte di corsa, non c'è tempo da perdere. Occorre decifrare l'iscrizione di un famoso monumento. Ecco i primi concorrenti. Vediamo, ecco la scritta. Prima lettera da destra, seconda lettera da destra. Ma io non ci capisco niente. Aspetta. Prima da destra M, seconda da destra I, poi A, O. Ma non vuol dire niente. Miau, ma è un gatto che voglio! Un gatto! Ma neanche la concorrenza dorme. Eccoli già al lavoro. E con buon successo, a parte uno scontro imprevisto. E via di corsa alla ricerca di un gatto. Ritroviamo i nostri concorrenti tra le rovine del foro romano, dove custodi permanenti delle sacre memorie imperiali, i gatti, come si sa, vivono indisturbati. O per meglio dire, vi hanno vissuto indisturbati fino a quando i figli di papà non inventarono il nobile gioco della caccia al tesoro. Ed ora il foglio d'ordini dice trovare una tromba. E dove trovarla? Se non al conservatorio di musica? Dove andate così di corsa? Ci serve subito una tromba. Che? Una tromba? Una tromba? Ma qui non si vendono trombe. Ma sì, una tromba, sa. Ah, io non ho voglia di scherzare, andatevene. Ma guardi qui, procurare una tromba di qualsiasi formato. Ci serve per una caccia al tesoro, capisce? Ma come faccio ad aiutarvi? Via, non si arrabbi, ci aiuti. Venite qui. Dice a noi? Sì, venite qui. Forse io vi posso aiutare. Lei ha una tromba? No, io non ce l'ho, però so dove poterla trovare. Oh, allora ce la trovi, è una caccia al tesoro. Sia gentile. Aspettate. Prestami la tromba, per favore. Ma che fai? Lasciamela, devo ancora esercitare. Ah, me l'ha chiesta una bella ragazza. Esercitati con questo. Ecco qua. Eccovi la tromba. Ah, che angelo, grazie. Su, Fiorella, adesso andiamo, se no facciamo tardi. Perché non viene con noi? Beh, veramente... Ma sì, lei. Presto, presto, dobbiamo sbrigarci, altrimenti rischiamo di arrivare buoni ultimi. Avete trovato tutto? Sì, abbiamo tutto. Per bacco quanta roba avete dovuto trovare. Sì, ho tutto, anche la tromba. Brava! E di, questo dove l'hai pescato? Al conservatorio. Oh, a proposito, come si chiama? Riccardo, Americano? austriaco. È un fuoriserie. Allora devi tenerlo un po' in rodaggio. Ecco i ritardatari! Tengo un momento. Ma questo è un trombone!
È stata una cosa mica male come suona. Terry. Ma tranquilla. Chi è che sta suonando? Sarà la scoperta di Fiarella. Magnifico questo Steinway. Lo suona lei? No, nessuno. L'ha comprato mio padre perché la stanza era talmente grande che se no rimaneva troppo vuota. Eccoli! Venite ragazzi, venite! Soli, eh? Silenzio ragazzi, ora vi faccio sentire un pianista meraviglioso. No, grazie, Zitti, ti prego. zitti, che adesso suona. Ma che roba è? Ma questo non può fare. Noi vogliamo leggere. Senti, questa roba non la vogliamo. Lascia fare a lui, eh? Avanti, sbrindiamo. Facci sentire qualche cosa. 1, 2. Vai ballare? Violetta, ma che cosa succede? Ma niente, papà, sono dei miei amici e ci stiamo divertendo un po'. E questo lo chiami divertirsi? Oh, ti prego, papà, va fuori, sii buono. Ma- Se no ci ma- metti in soggezione e non ci divertiamo più. Vuoi sempre averla vinta tu? Oh, paparino, ti prego. Mi mandi anche a spasso, eh? Ma bravo. Forza, ragazzi, papà ci dà il permesso di continuare. Allora balliamo? Mi dispiace, è tardi. Come? Devo andare. Venga fuori che le spiego. Non le piace stare con noi? Sì, certo, ma purtroppo Andare per telefono, no? non posso farlo. Un appuntamento. Già, col mio pianoforte. Allora non vuol rimanere? Le assicuro che dispiace molto anche a me. Domani è libero? Sì, Allora venga al mare con tutti noi. bene. Ma come ci arrivo? Vengo a prenderla io domattina alle 10 in macchina. Dove abita? Mi aspetti a Trinità dei Monti. Petro, Ciao, vecchio mio. Puoi prestarmi qualche lira? serviti là, lo sai dove sono. Ma che ti succede? Sei allegro? Sono in avventura. Eccomi. Buongiorno. Buongiorno. Veniamo subito! Cos'è quello? Un cuore trafitto? Oppure è soltanto una chitarra? No, qualunque cosa faccio mi vengono sempre fuori dei disegni geometrici. Ah, capisco.
Una donnina col senso pratico. Solo in questo somiglio a mio padre. A che serve la praticità? A lui è servita a fare un mucchio di milioni. E a lei? Oh no, avanti, non mi dia sempre del lei. Diamoci del tu, eh? D'accordo. Adesso dimmi a che ti serve la praticità. Ma non lo so, io ho tutto. Eppure certe volte mi sembra di non aver niente. Allora lei è infelice. Se mi dai un'altra volta del lei ti faccio pagare 100 lire. Mi sto accorgendo che hai veramente un senso pratico spiccatissimo. E tu che cosa fai? Campi d'aria? No, suono per far ballare le scimmie. In un circo? No. In un ristorante, all'aperto. Ma io credevo che tu fossi un pianista famoso. Non ancora, ma lo diventerò. Quando sei nato? Il 22 maggio, 26 anni fa, a Salisburgo, come Mozart. 22 maggio? Allora gemelli. Sono figlio unico. Ho perso presto i miei genitori. Mi ha allevato il mio vecchio maestro. Lo aspetto a Roma proprio in questi giorni. Ah, sì? Viene qui perché vuole prepararmi al concorso pianistico che ci sarà fra poco al conservatorio. Se Un vincessi. momento. L'oroscopo dice: lei si trova in un momento fortunato della sua vita. Lei? 100 lire. Ma no, è la frase che è scritta così. Dunque dice che tu ti trovi in un momento fortunato della tua vita, specialmente per questioni sentimentali. Questo mi interessa meno. Ah, sì? Certo. Beh, volevo dire... Insomma, senta... Senta, 100 lire. È uno scherzo un po' costoso. Avanti, smettetela di fare i Ma colombi. no, Fammi sto vedere. leggendo l'oroscopo. Ah, vediamo. Più che ottima la situazione sentimentale. Domenica in riva al mare incontrerete un giovane. Però si avvicina un pericolo. Buonasera, signore. Buonasera. Lei è solo? Non lo vede? Dica, questo locale si chiama Orti di... Sì, signore, Orti di Tiberio. Ah, grazie. Là c'è un tavolo libero. Oh, maestro, è arrivato. Come sono felice. Ma di, come ti sei combinato? Si può sapere. Ti sei vestito da giocoliere. E poi, ti pare questo il modo di prepararsi al concorso? Mi esercito tutto il giorno. Ah, già. E la sera guadagno qualcosa qui. Devo pur vivere. Capisco. Riccardo, ma cosa fa? La gente vuol ballare. Lo so, ma proprio adesso è arrivato il professore che oltre ad essere il mio maestro è più che un padre per me. Cosa vuol prendere? Niente, grazie. Davvero? Riccardo. Sì, ora vengo, non morirà nessuno. Sapesse come sono felice di averla finalmente qui con me. Sì, ma caro adesso professore. torna a suonare. Muoviti, su. Adesso? Vai, vai. È il dovere, maestro. Certo. Comanda qualcosa, signore. Lasciatemi in pace, non sono venuto per mangiare. Beh, un po' di vino. Sì, signore. Posso tenerle compagnia? Veramente, signorina, avrei passato quell'età. No, mi ha mandato Ricky, sono una sua amica. Ricchi? Mm? E chi è questo Ricchi? Sì, quello che suona il piano, il suo allievo. Del Ricchi? Lui è Riccardo. Beh, è la stessa cosa. Io da stamattina lo chiamo Ricky. È un fenomeno, no? Oh, un fenomeno, sì. È un fenomeno straordinario. A me piacerebbe moltissimo saper suonare il piano. Mio padre me ne ha comprato uno che è una meraviglia. A coda. Solo che non riesco assolutamente a muovere la mano destra in una maniera e la sinistra in un'altra. Come questo gioco. Sì.
Proprio non sono capace. Lei ci riesce? E come fa? Non mi viene. Dica, fino a che ora quegli scemi continueranno a ballonzolare? Fino alle 2, le 3. Fino alle 2, alle 3. E dovrei restare qui? No, me ne vado. Io la notte dormo. Ho un letto che mi aspetta. Se vuole l'accompagno io, ho la macchina fuori. Grazie, lei è molto gentile, ma preferisco andare a piedi. Ma è questione di un momento, si mette il motore in moto e è già arrivati. Beh, allora accetto. Però prima passiamo dalla casa di Riccardo. Ho lasciato la valigia lì. Allora, vogliamo andare? A quello che ha inventato le scale gli darei l'ergastolo. Mi dia la chiave, vado avanti io a cercare la valigia. Professore, mi piacerebbe vivere in una stanza come questa. Perché la trova tanto romantica e le piace? Quella è una carcassa, un obbrobrio. Senta un po' che roba. Ma Ricky è talmente bravo che lui le note le salta. Allora, vogliamo andare? Venga. No, lasci, maestro, la porto io. Fiorella, dove sei stata? Ciao, papà. Al mare. Fino a quest'ora? Sai, papà, mi sono innamorata. E di chi ti sei innamorata questa settimana? Del bagnino, scommetto? No, papà. Questa volta è una cosa seria, molto seria. Mi sposo. Del resto lo dice anche il mio oroscopo, no? Allora leggeremo quelli delle settimane avventure. E se lo confermano, ordineremo i confetti. Buonanotte. Papà? Che c'è? Niente. Buonanotte. Buonanotte. Hai la mano al jazz! Veramente non mi pareva. Questi non sono che solfeggi. Così non si va avanti. Io domani ti porto dritto al conservatorio e là ti farò esercitare. Smetti di strimpellare! E ti assicuro che fino al giorno del concorso non metterai più piede in quel locale. Con quel lavoro maledetto tu ti rovini. E bada bene, Riccardo, che tu al conservatorio sarai bocciato. Siamo venuti a ritirare il piano. Perché? Il noleggio l'ho pagato. Oh, che se la portino via questa vecchia carcassa. Se no l'altro non c'entra. Ma quale altro? Eccolo. Vede? È sicuro che deve venire qui quel piano? Lei non è il signor Riccardo Costa, scusi. Sì, sono io, ma chi è che lo manda? La signorina Sandy. Sandy? Fiorella! Professore, ora cosa dice? È uno stenue. Ma lo sai che quel pianoforte costa centinaia di biglietti da 1000? In questa casa non si fa altro che parlare di soldi. L'avevo comprato perché era il più bello che c'era in tutta Roma. E non serviva a nessuno, perlomeno adesso lo suona un artista. Ah, che artista è artista! Se lo comprino, lavorino, guadagnino se vogliono un pianoforte e divertirsi a fare della musica.
Morti di fame che sono tutti quanti. Io alle 8 la mattina sono in fabbrica a dar da mangiare ai miei dipendenti. Do da vivere a 200 Sì, va operai, bene, anche qui in pronto? casa mia il padrone voglio essere io. Parla piano, per piacere, altrimenti non capisco niente. Pronto? Chi è? Shh. Sì, sono io. Ma chi è? Sta zitto, per piacere. Come? Oh, no, non c'è niente da ringraziare. Ma si può sapere... Come? Ah, no, sono stata più contenta io di te. Sì, certo, anche papà è contentissimo, ti assicuro. Sei stata molto gentile. Come? Ma certo che ci vedremo. Non so quando, però. Devo studiare molto, sai? Già, mi ha messo al lavoro il professore. Mi fa preparare al concorso. Mi chiude nella mia stanza e mi fa studiare giorno e notte con lui. Puoi passare tu qualche volta qui? Sì. Se non hai di meglio da fare. Mi farebbe molto piacere. Sì, va bene. Allora ti aspetto, Arrivederci. Grazie infinite. Figurati. E scusi il disturbo, signore. Pardon. Chi è? Un giovane pianista. Un talentaccio, eh? Abita accanto. Beh, adesso può ricoprirsi, mia cara. Il suo busto verrà scoperto solo fra 8 giorni. È fenomenale! I miei complimenti! Magnifico! Michelangelo disse al suo Mosè: perché non parli? E io ti dico: perché non bevi? Grazie! Complimenti! Ma lei è un'apparizione. No, sono vera. Da dove viene? Sono nata dalla sua musica. Mi domando dove l'ho vista prima d'ora. In uno dei suoi sogni, naturalmente. Non suona più? È così bello ascoltarla senza parlare. Lei lo sa che le parole spezzano l'incantesimo. Ma chi è che suona? Ah, sono i miei amici che mi chiamano. Ma non ci vado. Perché? Non si chiede mai il perché a una donna. Mi dica, cosa stava suonando? Un pezzo di Riccardo. Wagner? No. Riccardo Coster. Non l'ho mai sentito. Sono io. Ah, i miei complimenti. Tra i musicisti ci sono troppi Riccardi. E dopo Wagner rimane da fare ben poco. Le donne adorano la musica in genere. E gli uomini che cosa adorano? Non saprei. A me piace Mozart. Cominciare con un notturno, poi una fuga e poi le nozze di Figaro. È un programma che mi potrebbe tentare. Se abitassi a Roma, vorrei vivere anch'io a Trinità dei Monti. Sì, in una camera come questa. Guardi i tetti di Roma. I tetti hanno un loro fascino.
come i gatti che ci passeggiano sopra. Spesso li osservo la notte. Conosco ogni loro segreto. Ecco, adesso sì che mi ricordo dove l'ho già vista. Da Petrov. Ma appunto, ero lì poco fa. È finito il busto? Eravamo lì proprio per festeggiarlo. E dove sarà posto il monumento? Non lo so. Non conosco abbastanza Roma. Forse potrà indicarmelo lei. Domani parto per Parigi. Di già. Ma non perdiamo tempo, allora andiamo. Ma dove? A scegliere la piazza. Per metterci il suo busto. Ne conosco una con una bella fontana che canta giorno e notte. Come si chiama? Non lo so. Credo si chiami Piazza della Sconosciuta. Andiamo con la sua macchina? Naturalmente. Dove andiamo? Dove va questa linea? È una circolare. Gira sempre intorno a Roma. Ho un'idea molto divertente. Le pare? Girare tutta la notte, senza speranza di fermarsi. Scusi, credevo le interessasse. Volevo farle vedere Roma al chiaro di luna. Il Colosseo, il Foro, il Palatino. È la mia ultima notte a Roma. Preferisce i ruteri. Scendiamo. Buongiorno, maestro. Dov'è Riccardo? Come? Non è ancora venuto? Ma no, sono già arrivati tutti e lui non c'è ancora e l'audizione sta per cominciare. Non si preoccupi, verrà. È troppo importante per lui. Ma guarda che c'è. Mi scusi un momento. Manardi! Rod, come stai? Ma come sei a Roma e non mi vieni a trovare? Io credevo che tu fossi in America. No, sono tornato da qualche giorno. Sono qui per presiedere una commissione internazionale per pianisti. Tu? Sì. Allora ti preannuncio una grande sorpresa. Sentirai un giovane pianista che... È un tuo allievo? Ma che allievo? Altro che allievo. Quello è un maestro. Benissimo, lo sentiremo. Maestro, è tardi, stanno per incominciare. Vengo subito. Ciao, ci vediamo dopo l'audizione. Ciao, Ciao. Quello là è il maestro Manardi. Saranno 20 anni che non lo vedevo. Un grande artista. Maestro, io sono molto preoccupata. Riccardo non è ancora venuto. Deve essergli successo qualche cosa. Vado a vedere a casa sua. Un momento, vengo anch'io. Desiderano? Andiamo dal signor Coster. Non si può. Come? Non si può entrare. Ma noi siamo suoi amici. Una perquisizione da Riccardo? Non so. Signora, ma che cosa succede qui? Ma non so, poco fa sono venute le guardie e lo hanno portato via. Oh, sì. In carcere? In questura, pare. Ma che cercano? Una spilla di brillanti che lui avrebbe rubato. A chi? A una donna questa notte. Pare che sia una parigina. Ma è assurdo. Io sono il suo maestro, mi faccia entrare. Le ripeto che non posso. Ma insomma, io... Ah, lei. Scusi, mi dica, cosa è successo a Riccardo? È scomparsa una spilla di brillanti a una signora che era con lui la notte scorsa. Era con una donna, allora? Sì, l'ha conosciuta da me. Ma com'è possibile? Beh, insomma, la polizia ha detto così, io non so che dirle. Permesso? Grazie. Buongiorno. Chiudi pure, qui c'è una corrente, c'è. Permetti, questo è il posto mio. Io vengo sempre qui.
Vengo sempre qui perché c'è una porta vicino. Psst, psst. Oh. Via qui, mettila a sede. Se si sfilano, eh? E queste non sono scarpe da portare in prigione, vedi? Questi li devi portare, mocassini, senza lanci. Qui ti fregano il babaia, me ne hanno fregati a me. Che hai fatto? Niente. Furtarello? Hai sgranfignato? Ti ho già detto niente. C'hai una faccia da ladro, c'hai? Non ti arrabbiare, tanto qui bisogna diventare amici. Fai bene a non dire niente, io pure non dico niente, ma io in fondo che faccio? Qualche truffetta, qualche traffichetto, cabriolette. Commerci in automobili? No, cabriolette, scoperti, segni scoperti a vuoto. Permetti, Alberto Luccetti. Ricchia. Ricchia. Riccardo. Ah, dici ricchia. Straniero? Austriaco. Austriaco? Sì. Io ho scritto tante di quelle canzoni in Austria. Tante. Sì? Guarda, te ne prendo una a caso. Tararararam, tran tran, tran tran. Tararararam, tran tran. Qui attaccano i violini, eh? Questo l'ho scritta io, ma tanto E tempo tu fa. a questa musica l'ho sentita suonare parecchio. Perché? Che ridi? Che c'è stata la guerra, non ho capito più niente, l'ho mandata su, poi non ho saputo più niente, è passata. Perché io scrivo veramente. Tu scrivi? Bene, questo viene a proposito. Vorrei mandar fuori qualche rigo e tu mi potrai aiutare. Tutto quello che vuoi, tieni. Qui c'è la matita. Grazie. Qui c'è il blocchetto. A te non ti hanno dato il blocchetto? Questo deve durare tutto il tempo che uno sta qua dentro. Scrivi, adesso ci penso io. Adesso glielo dico io. Secondino, guardia, apri questa cella. Permetti? E devo mandare un biglietto, vedo questo amico mio, siccome lui non conosce nessuno, mentre io conosco tutti, però lo può dire anche al direttore, ecco, grazie, molto gentile, fanno sempre così. Non può. E questo amico mio dice non può, no. Adesso non può momentaneamente, però. Ma che scrive a fare? Sono gli altri che devono scrivere a te. È urgente. Ma che fai? Che mestiere fai? Sono musicista. Come? Musicista? Già. Compositore? Anche. Come proprio musicista? Già. E via qui. Lasciami perdere. E sta fermo. Senti, adesso basta, eh? Mi dici musicista, mi dici? Coraggio, amore mio, non c'è mai un temporale senza l'arcobaleno. Tu non puoi immaginare che gioia sia per me rivedere qui quel pianoforte. La vita non lascia che delusione. Ma perché si nasce? E lascialo dire a me, con la fabbrica sulle spalle in questi momenti, scioperi, le banche che non vogliono accordare crediti. Ma papà... E che voi volete fare tutto di testa vostra. Non è vero. Nella vita non si incontrano che farabutti. Per fortuna il tuo è in galera e non lo rivedrai mai più. La luna splende nel cielo blu, boom. Sei tu, la gioventù. Bella, eh? Ti piace? Non c'è male. Tieni, è l'ultima. È un dono della natura, caro amico. Bello, eh? Sentire le proprie canzoni cantate da tutti. Le tue le cantano tutti? No, nessuno. Non me le fanno uscire, me le fanno. Ancora non trovo un bravo musicista. Io scrivo delle belle parole, ma a che serve? Senti questa. Oh mamma, mamma, dal crin d'argento, t'ho fatto piangere e me ne pento. Mamma, mammina, ti son vicino. Voglio tornare il tuo vicino. Bella, è nuova, di chi è? È mia. Come tua? L'ho composta io. Come fa? 23. Ma no. 23, dammi un lapisetto. 23, 3.
12, 12, 20, 30, sta mannaggia, aspetta un momento, 12, 12, 12, 23... Che cosa stai scrivendo? 23, 24, 20, sì, sto facendo certi conti, va, fischia. 12, 23... Coster. La barca 28, 12, dove fuori? Aspetta, lascialo fare, è un amico mio, deve stare qui questo, aspetta, lascialo fare, bozze, sempre lo stesso. Ricchia mia, quanto sei bello, ricchia. La barca vola come il gabbio, 12, 20, vola. Alberto, vado via. Dove vai, oh? Ti porta una regina cieli. Ma che? Sono libero! È arrivato un telegramma da Parigi. Lei ha ritrovato la sua spilla. E beh, è uno sbaglio, è un equivoco. Ricca, è un equivoco. Tu devi restare qui. È uno sbaglio, è un equivoco, lui non può. Ricca, resta qui con me. Tu scrivi musica, io versi, conquistiamo il mondo insieme. Ricca. Sì, lasciami andare, ho fretta. Ma come ci rivedremo fuori. Dove ti trovo, Ricca? Dove ti ritrovo? Piazza di Spagna. Piazza di Spagna, che numero? 29. 29. Ricchia mia bella, Piazza di Spagna. Ricchia Costa. Piazza di Spagna. 29. Mannaggia. Petrov! Eccomi, vengo! Come? A quest'ora? Ho studiato tutto il giorno. Posso telefonare? Fa pure. Però è una bella Alla costanza. fine dovrà cedere. Ma non sei ancora ti prego. riuscito a far pace. La signorina Fiorella. Ah, sei tu? No, Fiorella, non riattaccare. Così non può continuare, tu lo sai. Ma è ora che tu mi ascolti. Ti avrò telefonato 100 volte. Ma stammi a sentire. Criminale io? Ma come? Ma anche un criminale ha diritto di difendersi. Devo vederti, Fiorella. Ma se mi fai parlare, ti spiego tutto. Quella sera, prima dell'audizione, ero solo a casa e suonavo, quando mi trovai davanti agli occhi una donna che non conoscevo. Cioè sì, l'avevo vista una volta sola. Ma no, ma che hai capito? Ma no, non essere così irragionevole. Allora, posso parlare? Come va, professore? Oh, buonasera, Petrov. Sempre al lavoro, eh? Già. Le spiace darmi un fiammifero? Prego. Grazie. Ma non crede di essere troppo severo con Riccardo? Tenerlo così in gabbia? Adesso deve sgobbare per il concorso. Per le ragazze avrà tempo dopo. Buono, eh? Buono. Fiorella. Fiorella, ho letto il tuo oroscopo. Ho letto nel giornale proprio l'oroscopo del Sagittario. Non ti interessa? E se così fosse? Te lo dico lo stesso. Lo devi sapere. Dopo una grave, molto grave crisi, in questioni sentimentali, e un malinteso con brutte conseguenze, la giornata odierna è adatta per portare la distinzione desiderata. Proprio tanto desiderata? Qui dice così. Quanto sei bugiarda. Ma perché devi dire tante bugie? L'oroscopo l'ho letto anch'io e dice semplicemente che il giorno di oggi potrebbe provocare una distensione. È quasi lo stesso. E anche se fosse così, io agli oroscopi non ci credo più. Ci devi credere. A te? Oh, no. Non devi solo credere, ma anche agire come l'oroscopo dice. Davvero? E allora distendiamoci. La 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 la. Che stai cantando? Non ti piace? Certo. Ma cos'è? Senti, Non è male, no? Pensa che è già stata acquistata. Sarà un successo enorme. Straordinario, straordinario. Perché? Pensi che non abbia successo? Sì, ma vorrei proprio sapere chi è l'autore. Io lo conosco l'autore. È un ragazzo di grandissimo talento. Ah, lo conosci? Sì. Ma mi ha detto che
che conosce anche te. Me? Sì, l'ho incontrato in un negozio di edizioni musicali. C'ero andata per comprare qualche disco. E come si chiama? Alberto Lucetti. Alberto, quell'avanzo di È galera. una persona simpaticissima e poi ora siamo amici. Ah, siete amici. Senti, Fiorella, io non voglio assolutamente che tu frequenti quel tipo. Tu non vuoi? Già, non voglio. Senti, Ricky, tu sei la persona meno adatta per farmi una scena di gelosia. E poi ricordatelo bene, non subisco imposizioni da Fiorella, nessuno. ascolta. No, lasciami. Sbagli, Ricky. L'oroscopo parlava solo di una distensione, non di un'alleanza. Ma tu non ci credi? E così quel bel tipo mi ha rubato anche la musica. Andiamo, che vuoi che sia una canzonetta. E oltre a tutto continua a vedersi con Fiorella. Senti, ti do un consiglio. Per il tuo bene. Dedicati soltanto al pianoforte e alla composizione. E lascia perdere le donne. Sì, così io studio e loro escono insieme. Che c'è di male? Questo sì è un bel passaggio. Sì, bella frase. Ma lei mi sta a sentire? A quello piace la mia musica. E ne sei contento? Ma gli piace anche la mia ragazza. Ricordati della promessa che mi hai fatto. Devi lavorare. Ah, la ringrazio davvero del servizio. Fiorella! Papà! È fredda l'acqua? Oh, papà! Sono tanto felice! E io tutto bagnato. Senti, papà, ti volevo domandare una cosa. Quando sono nata io? Il 22 dicembre. Sì, lo so, ma a che ora precisa? Ma ero in fabbrica, mi hanno telefonato, saranno state le 9, le 9:15. Ah, sì? Sì? Allora sono sotto il segno del Sagittario. Come sarebbe a dire? Aspetta. Leggi. Avete avuto difficoltà, ma sono state tutte superate. Le persone di cui avete bisogno sono ben disposte verso di voi. Va avanti. Se dovete prendere una decisione, prendetela subito. Ottima la situazione sentimentale. Beh, non ti ricordi quello che mi avevi promesso? Tu hai detto, papà, che se l'oroscopo lo avrebbe confermato, avremmo ordinato i confetti. Senti, se vuoi parlarmi di quel tale... Ma come vi siete riconciliati? Oh, papà, ascoltami, è stato vittima di un equivoco. No. Se vuole il pianoforte se lo prenda, glielo regalo. Ma tu rifletti, cara. Non puoi credere quanto stia felice da quando ho di nuovo il pianoforte. Lewis Brown. Perché lo conosci? Non è che un illustre sconosciuto. E lo fanno suonare con Manardi. La nullità Brown suonerà con Manardi. È incredibile. Povero Ricky. C'è poco da ridere. È un mio pezzo forte, il concerto in Mi Bebekowski. Ricky, lascia fare a me. Ti assicuro, ti prometto che suonerai tu con Manardi. Tu stai farneticando, Fiorella. No, io conosco qualcuno che conosce tutti e che può fare tutto. Ma tu ti illudi. Ma sì, è così, come ti dico io. Lascia fare a me, ci pensiamo noi. Chi sono questi noi? Sono matto io oppure lo sei tu? Il mio amico, quello che non vuoi più vedere, Alberto. Alberto, ti prego di non parlarmi più di quel signore. Non voglio assolutamente che entri nelle cose nostre. Ti prego, Ricky, non gridare! Ti ho già detto che non voglio che certa gente si mischi negli affari miei. Quanto sei testone. Peccato, perché Alberto arriva a tutto, là dove gli altri falliscono. Ma lei è giovane, maestro. La credevo molto più vecchio. Davvero? E molti mi fanno più vecchio. Ma chi fa da sé fa per tre. Lo scriva, io ci tengo a farlo sapere. Visto, stavolta fatto da me ed ecco il successo. E che successo. Pronto? Alberto, ciao. Ah, Fiorella, ciao, come stai? E Riccardo? Che dice Riccardo di me? No. Scherza. Allora devi fargli un piacere. Ma 100. Farei qualunque cosa per lui. Sì, e dimmelo. E ti dico qualunque cosa. Ah. Bisognerebbe impedire a questo maestro Brown di andare alla prova. Ecco, perfetto, Alberto. Va bene. Come facciamo?
E beh, lasciami pensare, in qualche modo faremo. Grazie. Ciao, Alberto. Ah, Fiorella, che numero ha di... Dove ha? Pronto? Maestro Brown, Che? Il grande maestro Brown? Maestro Brown, grande maestro... Che lo conosci? No, non lo conosco, ma lo devo andare a intervistare proprio adesso, prima del grande concerto. Ma prima sono venuta da lei, maestro. Devo andare a intervistare il maestro Brown? Già. E dove abita questa maestra? All'Albergo Capitol. Albergo Capitol? Sì, in quella piazza grande dove fanno i comizi. Quella piazza dove fanno i discorsi politici, Sì, quel palazzo ecco. grande, quello... Sì, quello grande. E vai a intervistare, a fanno entrare? Ma come no? Io sono autorizzata. Sono dell'Italian Press. L'Italian Press. E può entrare? Già. E già lei con questo cartellino Entro entra, tranquillamente. dice buongiorno maestro Brown, io sono per l'Italian Press, io adesso lo blocco, Così. eccetera, e parlo e... Che occhi. Ma chi ce l'ha mandata lei stamattina da me? Italian Press. Avanti. Permission? Brown. Hello, my dear Brown, my friend, Levis, Luigino, Gigetto, me li chiama, insomma, mi ricordo. Chi è? Vieni, amico, giornalista. Amico. Metà sede, non ti ricordi di me? Ci conoscemmo bambini, che stava lì, già buttavi via. Bambini, eravamo piccoli. Che fai? Tieni, non ti ricordi? Io allora, No. in quei tempi, se ti ricordi, vivevo con nonna Caroline, e il marito, povero nonno, faceva la guerra con Gary Cooper contro gli indiani, se ti ricordi, No. contro Toro Seduto. Ma come no? A New Orleans, ah. No, non sono mai stato a New Orleans. E manco io, appunto, tutto combina. Tu da dove vieni? Da Filadelfia. Filadelfia, è lì che ci siamo conosciuti, ti ricordi? No. Ti ricordi come? No, ma metta a sede, sì, a Filadelfia, Lucino, No, ma come no, non ti ricordi? no. Metta a sede, come faccio a dirti che ci siamo conosciuti a Filadelfia? No. Aspetta, Gigi, non ti sai fare la carattina, la faccio io, ecco, mettete qua. Tu ti arrabbi, io la so fa bene la carattina, dunque, vediamo. Qui, dunque, a destra, no, a sinistra, gira avanti, gira indietro, no, gira perché io non la so fare. È come se la facessi davanti allo specchio, capito? Dunque faccio così, e poi si passa questa qui, e poi si passa questa qui, una sta sotto, quest'altra dietro. No, guarda, la devo fare come se io la facessi, ecco, perché sennò, ecco, così. Dunque passo qui, poi giro, faccio il nodicino, tiro, oddio, Bezzozzi, Luigi, a Gigi. Hai visto tante volte le disgrazie come succede? Guarda, ma la faccio io adesso. No. Guarda, dunque mi metto così, poi giro così, poi passo così e fa Luigi, io ti posso aiutare, stai aiutare? buono, no? E Ma certo e ti perché? posso aiutare. Ma come perché? Io sono giornalista, critico, non vedi? Ah, Italian Press. Critico musicale? Non sono critico. Ah, sit down. Sei là? Ora mi sembra di ricordare. E quando sei stato tu a Filadelfia? Filadelfia, prima della guerra. Ah, prima della guerra. Prima della guerra. I remember! 5729 In 20 Che gioia trovare un vecchio amico in una città sconosciuta. Oh, non ti preoccupare, Gigi, tu sta sempre vicino a me, io ti farò aprire tutte le porte, vedrai come le apri tu le Sì, porte. beh, ma adesso andiamo perché si fa tardi, eh? No, che tardi, Gigi? A Roma bisogna far tardi. Più arrivi tardi di Roma. Permetti Sì, un sì, concetto lo di so, suizio. prego, ma facciamo presto, ho Non la ti prova del preoccupare, dai, concerto. lasciami farmi Ah, ma guarda che cosa hai scusa, fatto, Gigi, ma insomma, guarda i miei calzoni. Mi stavo Ma come mettendo il faccio senso adesso? perché io Devo bevo uscire stesso assolutamente in Sì, questo adesso stato, leviamo i non so proprio calzoncini, come leviamo. fare. Io mi ricordo da bambina a me lavano Sì, ma sempre i che apposta, calzoncini. Ecco, giù, apposta, ma è tira. incredibile, Così, io- ecco, adesso troviamo il vestitino buono, ecco, questo è da domenica, ecco. Questo è grigio, beh. Buongiorno, signori. E il pianista? Suona solo quel pianoforte? Non ho mai aspettato nessuno in vita mia. Pausa. Alberto, funziona. Speriamo che non ci combini un pasticcio. Zitto, mai come quello che hai combinato tu. Gigi. finalmente. Ah, fotografia, è là. no. Vedi Aspetta, qui, Italian Press, vedi qui, te vedi, no? No, fate a lui, è un bel sorriso. Grazie. E qui Gigi, beviamo qualche cosa. 2 whisky, per favore. E tiri su. Ma che fai, Gaschi, Gigi? 2 whisky, per favore. Maestro Brown, Stai per favore, tranquillo. mi dà un Ah, autografo. l'autografo, Gigi. Mi fate Metti far tardi alla l'autografo, prova del devi mettere concerto. l'autografo. No, te lo dico io quando dobbiamo andare via. Stai tranquillo, Gigi. Grazie, metti qui, tieni, bevi, Grazie. bevi, Gigi. Oh, maestro, Bevi, un autografo anche Anche a lei. me, per favore. A me. Fai l'autografo, prego, Gigi, fai maestro. l'autografo. I signori ti conoscono. A me, abbiamo maestro. sentito. Sì, ma io no, Sono tuoi appassionati e poi fare l'autografo è una grande reclama, però la reclama è l'anima del maestro. concerto. A me, per favore. Anch'io, per favore. Ecco, A me, alla signorina. maestro, Ecco, l'autografo, questa per signorina. favore. Una cosa incredibile.
Non si è mai visto che tutta un'orchestra debba aspettare i comodi di un solista. Abbiamo già telefonato a casa, ma hanno detto che è uscito da un pezzo. È la prima e l'ultima volta che mi capita una cosa del genere. Adesso puoi andare. Sì? Sì. Coster, il pianista di cui le ha parlato il professor Roth. Ricordo, rimanga. Tutto da capo. Morale del tempo nostro sono senza dubbio un bene per la società, ma costituiscono delle vere infiltrazioni politiche. Ma tu Mazzini l'hai letto? Ma Mazzini l'hai letto? E c'è da ridere, non l'ha letto Mazzini, scusa. Guardi, io sono un indipendente, le posso dire che bisogna essere obiettivi. Obiettivi bisogna essere. Lui c'è stato, glielo dica che c'è. Lei si deve documentare, documentare. Ha letto De Pretis? De Pretis, l'hai letto? No, non l'ha letto De Pretis. Non ha letto De Pretis. Perché lei deve vedere che io. Leggi De Pretis, TCC. Grazie signori. Noi ci vedremo più tardi. Oh, Ricky, sei stato bravissimo. Sì, e ti sono piaciuto? Sì. Cara. Maestro, com'è andata? È andata abbastanza bene. Solo l'allegro lo devi prendere più leggero. Ma io quando arrivo all'allegro di lo questo sento come parleremo domani. Ora voglio sentire Manardi. Cosa ne dici? Fiorella, davvero vado bene. Ricca. Alberto! È fatta, eh? Brindiamo al successo, eh? Aspettiamo di sentire Manardi che ne pensa. E a me?
Che è un bacetto. Quell'americano mi ha fatto fare tante di quelle corse che mi è venuta una fame terribile. Andiamo a mangiare. Perché non andiamo a mangiare gli spaghetti a casa mia? Spaghetti? Non c'è nessuno, papà è a Milano. A casa tua? L'americano, correte! Giù. Andiamo a mangiare gli spaghetti? Sì, andiamo. Andiamo con sta cipolla? L'hai tagliata? È la prima volta che taglio cipolla in vita mia. E non c'è niente. Infatti tu stai piangendo, no? È l'amore. No, è cipolla. Sì, va bene, la cipolla. La cipolla. Non mi ricordo se la cipolla va prima o dopo che ho fatto il succo. Io ce la metto. C'è mica un po' di vino bianco? Non lo so, adesso guardo, eh. Ecco. Questo va bene? Eh no, questo è champagne francese, un po' di vino per il sugo. Mamma mia la roba. E te sei piazzato bene tu in questa casa. Non dire queste sciocchezze. Ho solamente una bottiglia di whisky e una di gin. Ma che c'entra whisky e gin? Ho detto un concetto di vino per il sugo. Siccome ho messo la cipolla, beh vabbè, se non c'è vino mettete a sedere. Arrivo io con la pasta asciutta. Mi sarebbe piaciuto molto imparare a cucinare, ma mio padre non ha mai voluto. È molto severo? No, io e lui siamo due ottimi amici, ma litighiamo molto spesso. Poi alla fine ho sempre ragione io. Mi piacerebbe conoscerlo. Certo, domani o dopodomani, quando torna da Milano. Ecco qua, pronto. Sentirete che roba. Forse la cipolla andava prima, non lo so. Ma non mi pare però, perché io una volta la misi prima e mi si bruciò tutto. E io ho messa dopo, ma non deve essere cattivo. Adesso l'assaggio io, poi vi so dire come sono. Non bruciano, a me sembrano buoni. Chi è? Mio padre. Il padre? Fiorella, di a papà che venga anche lui a mangiare un piatto di spaghetti. Chi è quella gente? Sono dei miei amici. Ma tu come mai sei già tornato? Chi è quella gente? Sono dei miei amici. Siamo stati al concerto e siamo venuti a festeggiare il successo. Concerto? Non urlare, vieni con me. Senti, Fiorella, sono tuoi amici e io non voglio adesso fare una questione di stato. Dove vai? Faccio riflettere che non voglio Mangia. gente per casa. È troppo. Lo dico, è troppo poco condito. A me piace condito, non mi piace. Mi piace il sugo a me. No, basta. Prendi, è buono così. Ognuno è padrone di cercarsi la felicità dove gli pare. Felicità? Parole grosse. L'amore è una cambiale che scade e non si rinnova. Diventa un pezzo di carta inutile. Tu non ne sai niente dell'amore. Io, Lo sai tu allora? Vuoi insegnarglielo tu? Sì, certo, perché io sono giovane. Senti, Fiorella, sii ragionevole. Ti lasci pigliare per il naso da uno sfaccettato che ha trovato comodo di innamorarsi di una ragazza ricca. Lui non si è mai innamorato di me, sono io che lo amo e tu Che non devi cotta è insultarmi. innamorato Devo di te? difendere mia figlia. Sei cattivo. Perfido se vuoi, ma è così, perché deve essere così. E intendiamoci bene, Basta su questo argomento. Non voglio più sentirne parlare. E mandali via. Mandali via, quei vagabondi. Ma io se ne andiamo. Andiamosene. Riccardo, una magnifica notizia.
finalmente è stato riconosciuto il tuo grande valore. Dunque Manardi ti porta con sé, uno dei più grandi direttori, ed ha in programma una grande tournée. Salisburgo, Atene, Monaco, Bruxelles, Londra, Parigi. Ora sei lanciato. Beh, ma non sei contento? Sì, certo, professore. Sì, ma lo sai che vuol dire essere stato scelto da Manardi come pianista nei concerti della sua tournée? Sì, professore, ma tutto questo mi giunge così all'improvviso. Quando dobbiamo partire? Come dobbiamo? Tu vai. Lei non viene con me? Io? Sai, il mio cuore simili strapazzi non li sopporta e io me ne torno a casa a Vienna. Perché non resta qui? Dove? Ma qui, in casa mia. Così almeno quando ritorno trovo qualcuno. Beh, potrebbe anche essere un'idea. Potrei rivedere la tua partitura nel frattempo e presentarla al conservatorio. Grazie, maestro. Ma il pianoforte devo restituirlo. Devi restituirlo? Hai litigato di nuovo con Fiorella, eh? No, tutt'altro. Purtroppo ho sbagliato. Fiorella è molto giovane e alla sua età si è entusiasti. Suo padre ha ragione. Siamo dei vagabondi, noi artisti. Cosa potrei offrirle io? Ah, a proposito, hai il frac. Lei è una padrona di casa squisita. Sì. In casa sua mi sento a mio agio, c'è calore, intimità. Evidentemente so scegliere bene i miei ospiti. Vede, è anche gentile. Peccato che alla televisione ci sia musica sinfonica stasera. Ma questa volta è un concerto importante, c'è un pianista d'eccezione. Ah sì? E chi è? Un giovane. Un giovane austriaco, come si chiama? Richard Koster. Grazie, maestro. Ho una firma. Grazie. A me, per favore, maestro. Sì? La prego, maestro. Scusi, dove sono?
peccato non abbia come un programma. Chiederei l'autografo. Sarà per un'altra volta. Ti trattieni? Si trattiene ancora a Parigi? Ho ancora un altro concerto qui. E dopo? Forse a Roma. Volevo scrivere, ma non mi ricordavo che un nome. Riccardo. E un luogo. Trinità dei Monti. Con tutti i suoi tetti. E i gatti. E i ladri di gioielli. Non fu colpa mia, ma di quelli dell'albergo. Ancora offeso? No. Che peccato che non ci siano tram la notte a Parigi. E nemmeno il Colosseo. No. Ma ci sono altre cose. Vieni. Aviatore, vorrei tra gli angeli volare e tra le stelle il sole d'oro trovare il vero amore che non esiste ancora. Ma se quell'angelo il mio cuore dovesse fingere e mentire, dal paradiso scenderò, l'inferno cercherò finché mi brucerò. Non può fare, ma non lo vuoi capire, l'amore fa pedare e tu lo vuoi cercare. Giusto un anno fa ero a Roma. Anch'io, però ero in prigione. Un ladro mancato come me. Perché come te? Perché cerco di rubare i tuoi pensieri. Ma è difficile. Lo sai che il destino ci porta fino a un certo punto. Ma da lì in poi dobbiamo saper arrangiarci da noi. Nel caso nostro il destino si chiama televisione. Se tu non mi avessi visto lì, noi non saremmo qui adesso. Ah, queste invenzioni moderne provocano sempre qualche guaio. Oh, forse non sei contento che ci siamo finalmente ritrovati. Sì, ma purtroppo ho ancora qualche concerto e poi l'America. L'America è già sicuro? Cosa stai pensando adesso? Ah, questa è bella. Io la lascerò, con lei mi affogherò. Fa male, ma non lo vuoi capire, l'amore fa penare e tu lo vuoi cercare. È proprio bella. Ma perché ridi? No, così. Ma cosa ti prende adesso? Senti se questa canzone ti ricorda qualcosa. Questa canzone? No. Ma sì, questo motivo. No, non l'ho mai sentito. No? No. Tanto meglio. Ma ce la fa fare, ma non lo vuoi capire, l'amore fa penare e tu lo vuoi cercare. Hai lasciato qualcuno a Roma? Già. Chi? Qualcuno che mi sta a cuore. Il mio maestro. Non dovresti partire per l'America. Ho fatto accordare il piano per farti esercitare. Ah, ma non voglio mica annoiarti, sai? Ma no, sarà meraviglioso. Ti ascolterò tutto il giorno. Questi esercizi tutta la giornata. Non ne posso più. La posta, madame. Grazie. Ma con questo piano non la finirà mai. È da 2 ore. Almeno suonasse qualcosa di bello. Non me ne parlare. Io credevo che il fatto di portarla con me in America in tournée la spingesse a dedicarsi al suo lavoro con maggior serietà. Io continuo sempre ad esercitarmi. Non basta esercitarsi, l'essenziale è avere la mente al proprio lavoro anziché alle donne. Ma chi ha detto che io ho la mente solo alle donne? Non mi prenda per uno sciocco, me ne accorgo benissimo. Non l'ho avuta con me per un solo concerto. E la sua mano non è più la stessa. Forse non ho mai saputo suonare. Ma non dica sciocchezze. Dal primo momento ho visto in lei possibilità eccezionali. E i fatti non mi hanno smentito.
Per questo non posso vederla lasciarsi andare così. Un vero artista deve saper rinunciare anche al piacere in nome dell'arte. Questa può essere la sua opinione, ma finché i miei concerti avranno successo e il pubblico mi applaudirà... Ho sentito un altro dire le stesse cose. Ed è un tenore che si credeva famoso, ora è ridotto a fare il corista. Non corre il rischio di fare la stessa fine come musicista. Adesso basta. La ringrazio di tutto quello che ha fatto per me, ma non verrò in America con lei. Buonasera. Caro, non potresti smettere di suonare almeno per un momento? È arrivata la posta? Leggimela. Qui c'è un impresario che, Come hai detto? se non la smetti, non mi sentirai mai. C'è un impresario che ti propone 3 concerti in Egitto. Ah, non è una cattiva idea, non sono mai stato in Africa. E tu? Una volta soltanto tornarci. Allora andremo in Egitto. Questa è l'ambasciata che ti propone una serata. Non posso rifiutarla. Hai un fratello che si chiama Sagittario? Io? Perché? Questa dice: saluti affettuosi al gemello dal Sagittario. Fammi vedere. No, se prima non mi dici chi è il Sagittario. Una ragazza di Roma. Dammela. Ah! Dammela. Ah, era lei il vecchio maestro, Dammi subito eh? quella cartolina. No! Germaine, guarda che se non mi dai quella cartolina mi arrabbio, te la farò pagare, sai? Vieni qua, vieni qua. Ah, sei lì, Aspetta. Adesso te lo faccio passare io. Ha visto perché non se ne sa più niente del suo grande pianista? Eccolo qua. È a Parigi a bere lo champagne. Però le donne le sa scegliere. A lei piace? A me sembra una racchia. Che vuol dire racchia? Beh, vuol dire sgrinfia. Beh. Ma come? Non s'arrabbia? Non dice niente? Ah, ho capito. Ma a Parigi ci vado io. Lo chiederò a mio padre, tanto lui non mi dice di no. Vedi, bambina cara, io sapevo di questa faccenda. Manardi me ne aveva informato. Ma non devi preoccuparti per il grande pianista. A Parigi ci vado io. Ma lei è troppo buono, si farà prendere per il naso. Io? Sono pronto a scommettere con te che Riccardo io lo riporto a Roma. Per me Roma o Parigi è la stessa cosa. Bisogna dargli una bella lezione a quello lì. E lo do io, Chopin. Lasciare così la musica. Brava, mi piace sentirti ragionare così. L'arte soprattutto. Le donne, gli amori sono tutte sciocchezze. Io so come farlo ritornare. Stasera parto per Parigi. Si accomodi, prego. Avverto subito la signora.
Desidera, scusi? Sono il maestro Roth. Vorrei parlare con Riccardo. Ah, lei è il suo professore. Sì? Si accomodi, prego. Grazie. È molto che è arrivato? Stamattina, ma non sono voluto venire troppo presto. Oh, è già mezzogiorno. Ma si segga, la prego. Grazie. Potrebbe dirmi quando posso vedere Riccardo? Chi? Ah, Riccardo, ma è di là? Sta bene, molto bene. Lei viene da Roma? Sì, da Roma, dove stavo aspettando che Riccardo tornasse. Ma non vorrà portarlo via? Ma devo parlargli. Dica pure a me, glielo riferirò. Ma cara signora, ho fatto un viaggio di 1000 chilometri soltanto per vederlo e ho intenzione di vederlo. Come vuole lei. È di là. Cosa? Maestro, lei è a Parigi? No, sono a Calcutta, sono. Ah, è a Calcutta. E cioè, volevo dire, che cosa ci fa lei a Parigi? Sono venuto ad ammirare la tua intensa attività. Fai lunghi sonni, come tutti i geni, eh? Sapesse come sono contento di rivederla? Ma sì, lo vedo bene. Per questo non hai più scritto e non hai mai dato tue notizie. E hai lasciato la tournée per farla completa. Andiamo di là, maestro, in salotto, eh? Germaine, è arrivato il mio maestro. Ma sì, l'ho già visto. Si accomodi, prego. Gradirebbe un caffè, professore? No, grazie. Sta a colazione con noi, vero? No, grazie, no. Soprattutto non voglio disturbarvi. Sono venuto a Parigi solamente per darti la notizia che l'Accademia ha accettato il tuo concerto e che fra 15 giorni al massimo ci sarà la prima esecuzione. No! Sì. Lo potremo sentire alla radio. E al piano chi ci sarà? Oh, non lo so, un pianista qualsiasi, ce ne sono tanti. Veramente era te che volevano, ma non ha importanza. Ma che dice, maestro? Vuole scherzare? Il primo venuto, un qualsiasi pianista, suonare la mia parte nel mio concerto. Mai e poi mai. Ah, adesso ti riconosco. Ora sì che sei il mio vecchio Riccardo. Ora posso ripartire, madame. Arrivederci. Maestro, non se ne vada via così presto, resti a colazione. No, ti ringrazio, ma devo ripartire subito. Ma dobbiamo parlare di tante cose. Già, ma a Roma, eh? Grazie, arrivederci. Arrivederci. A presto. Caro. Così hai deciso di tornare a Roma? Già. Allora vengo con te. Fiore, e se dobbiamo far credere a Riccardo che siamo fidanzati, far pure qualche prova, no? Siamo così lontani, avvicinati, metti la destina qui. Ma su, è presto dai. ancora. E se quello se ne accorge che non siamo fidanzati, scusa. Mette così. Ho capito, ma ancora Riccardo non Ma c'è. può arrivare da un momento all'altro, ci vede, si accorge che noi siamo due strani, poi a me mi piace pure. C'è l'aeroplano. Vieni, sta per scendere. Metti la destina qui. Fiore, non ti dimenticare che sei la mia fidanzata, quello se ne accorge. Ecco così, affettuosa. Affettuosa, l'anello. Metti l'anello in evidenza, ecco, l'anello. Che faccia tosta, l'ha portata con Chi? sé. Oh, lo sai che no c'è? Che tu ti riconcili con Riccardo. E io mi butto con quella. No, aspetta, voglio vedere questa storia come finisce. E come finisce? Che tu ti riconcili con Riccardo e io mi sacrifico con quella, che non lo sapevo. Sempre così va a finire, sono sempre io che mi sacrifico. Guarda lì, guarda me brutta, mi pare una strega, mi pare. Se è per il vostro bene, però io mi sacrifico. Fiorella, Ciao. come stai? Ti presento Germaine Leclerc. Piacere. E vous permettez, madame, je suis Alberto Lucetti. Enchanté, madame. Enchanté. Enchanté. Io sono... Il mio fidanzato. Come sarebbe? Fidanzato.
Ricchiettino mio bello, sei tornato. Pardon, madame. Excusez-moi, mon français, mais c'est tellement longtemps que je ne parle plus français que je parle très mal. Ma lei lo parla benissimo. Vous venez proprio de Paris, Sì. madame? Oh, Paris. Lei c'è stato? Oui, Paris, la Tour Eiffel, la Seine, l'amour, Paris, les chansons, les trombons. Ma lei sa tutto? Oui. J'écris des chansons françaises. Oh, un madame. poeta? Oui, des chansons. Canzoni d'amore? Et des chansons d'amour, oui. Ah. Vous connaissez, madame? J'ai des amis, sont à Rome et Paris. Che bella. Ma non penserai seriamente di sposare quel fanfarone là, per caso? È il mio fidanzato, perciò ti prego di non parlare così. Senti. Alberto? Senti, amore, dovevi dire qualcosa da parte del professore. Chi? A Riccardo. Io devo dire qualche... E che devo dire? Io devo dire... Ah, che devi andare subito alle prove, ti aspetta il professore? Ora vado. Ma guarda la mia bambina che si ricorda di tutto. Ah, non te l'ho detto, ci siamo fidanzati? Sì, me l'ha detto. Che facciamo? Prendiamo un taxi? Ma no, li accompagniamo noi, ho la macchina. No, grazie, prendiamo un taxi, vero? Beh, allora prima di andare alla prova venite a casa mia a bere qualcosa? No, è meglio che vada subito alla prova, non voglio far aspettare il professore. No, venite, ci sarà anche papà. Lo sai che papà è cambiato, eh? Vous venez, madame? Arrivederci. Oui, madame. Je vais attendre. Arrivederci. Ciao. Ciao. Au revoir. Bye. Vedi, quel primo tema lo devi prendere molto più largo. Ma qui ci vuole uno strappo invece. Ma Dio buono, non mi stai ascoltando? Glielo devo dire. A chi? A Fiorella. Pensi sempre a Fiorella, ma adesso devi pensare al tuo concerto. Fiorella è fidanzata. Ma è un matrimonio impossibile. Fiorella è di buonissima famiglia. Lei lo sa chi è, Alberto? Alberto? È un ragazzo molto fine, distinto, colto e anche molto simpatico. Certo, Sì. molto fine, Sì, distinto, sì. colto, simpatico, già. Ma lo sa dove l'ho trovato? Sì, lo so, ma eri anche tu in galera. Nel mio caso c'era una certa differenza. Sì? E poiché Fiorella l'ha conosciuto per mezzo mio, io avverto il Ma padre. no, non te ne mischiare. Oggigiorno non No, ci no, si no, guarda no. se uno ha qualche peccatuccio sulla fedina penale. Già, con questo modo di ragionare... Ascolta, poi- se fosse tua sorella capisco, ma così, lascia che Fiorella se la sbrighi e pensa al tuo concerto. Oh, tu sei nelle nuvole. Andiamo. Ti piace? Riccardo, rispondi. Ti piace il mio vestito? Sì, te l'ho già detto. Mi piace. Senti, Germaine. Io... Ecco il biglietto per il concerto. Ti dispiace di andare da sola? Ci vedremo là. Ma non andiamo al cocktail prima? Fiorella ci ha invitati. Cerca di capirmi. Non vuoi portarmi? E perché? Ti prego di non venire, Germaine. Ah, il Sagittario. Adesso comincio a capire la sua amicizia coi gemelli. Ti ho detto che è meglio che tu non venga. E devi capirmi. A me mi fanno ridere questi giovani autori con Buonasera. i loro sincopati. Buonasera. Ciao. E Germaine non è venuta? No, ha un po' d'emicrania. Oh, quanto mi dispiace. Oh, lascialo un po' a me, ti prego, non lo monopolizzare. Hai capito? Grilletta? Beh, che prendiamo adesso? Un Negroni oppure un Martini? No, grazie, non prima del concerto. Oh, ma perché? Io pensavo che quando si è bevuto qualcosa e si è un po' allegri, No. si suonasse anche meglio. Oggi il mio cuore mi dice che vivendoti accanto sarò sempre felice in un magico incanto. Bomba! Fiore di gioventù, forte Sì, con le certo. trombe, pa. Se il tuo labbro sorride, Mi scusi, il prego. mio cuore ne gode e più nulla ti chiede. Bimba! Fiore di gioventù, via le trombe, nel mio cielo sereno ormai non piove più. Pliplu, pliplu, pliplu. Di 2 o 3 nodicine, tanto per così per dare la sensazione dell'acqua. Piace? È un gran talento trovare la musica. Questa mi è venuta così. Questa l'ho composta per lei. Fiore di gioventù è lei. Ti piace? Ti piace? Moltissimo. Tu mi metti al posto la musica, non è una cosa difficile, eh? Facciamo una cosa molto moderna, eh? Sì.
Questo farà carriera. Che si possa ballare, si possa È cantare. meglio che ne parliamo subito. Vieni con me, vieni. Che vuoi? Bel pezzo. Non è difficile, ho composto Adesso appunto facile perché ascoltami tu la metta subito. attentamente. Io non ti voglio rovinare perché ti voglio bene, ma questa storia deve finire. Che storia? E che ti importa a te? Ciao, papà. Ciao. Papà. Lo chiami papà? Papà. Che? Permetti, ti presento il maestro Roth Piacere. Piacere. e Riccardo Coster, un pianista formidabile. Il famoso vagabondo. È tanto che desideravo conoscerla. Ah sì? Non ne avevo l'impressione, ma meglio tardi che mai. Signor Sandy, ho bisogno di parlarle. Riccardo è un mio amico, un mattacchione. No, ti avverto che non scherzo. Scherza lui. Ah, Germain. Buonasera, Germaine. Tuo mal di testa? Buonasera, Fiorella. Permetti? Mio padre, Germaine. Un drink? Un Lixi Martini? Ma sì, con molto piacere. Un Lixi Martini, allora. Pardon, disturbo, mi è venuta una sete, una fame. Roba che c'è. Come ça va, madame? Non c'è male, lei? Est-ce que vous voulez un panino? Le olive? Un'olivetta? Prego, accomodatevi. Prego. Ascolta, Fiorella. Il tuo gioco è molto divertente, però non devi esagerare. Che gioco? Certo non penserai che tutto questo io lo prenda sul serio. Perché non vuoi credere? E sarebbe come se io non avessi creduto che tu sei arrivata all'aeroporto con Germaine. Questa qui è un'altra faccenda. Perché? Tu hai fatto il comodo tuo, io il mio. Dovevo star dietro a un sogno tutta la vita? No, caro mio, pensa che barba. Basta però adesso. Questa tua commedia diventa una farsa. Ma una cosa la devi sapere. Non voglio sapere niente. Voglio anch'io un martini. Eccolo, ti stava aspettando il tuo martini. Amici, si sta facendo tardi. Non scordiamo il concerto ora. Io non ci vengo. Non vai. Non vengo al concerto perché non mi va. Riccardo, vieni, fai tardi al concerto. Su, andiamo. Può darmi un po' di rosso per le labbra? Ho dimenticato il mio. Pardon, madame. Pardon. È molto innamorato. Chi? Alberto. Ah, sì. Non può stare un minuto senza di lei? Quando vi sposerete? Beh, molto presto, credo. Povero Riccardo. Perché povero Riccardo? Che c'entra? Perché fa molto bene la commedia, ma non con me. È innamorata di Riccardo, adesso lo so. E perché allora prima... Perché prima non lo sapevo. Guarda, era solo una scusa per parlare. Vada al concerto. E lei? Io? Me ne vado.
Sì, è lui. È il concerto. Lo conosco bene questa musica. Ah sì? Alta se la conosco questa musica. E Riccardo gliel'ha fatta sentire? A me? Sì. L'ha fatta sentire a me? È mia questa musica, madame. È sua? Eh sì che è mia questa musica. Ma no. È de moi, c'est musique. Come Ma non è possibile. C'est pas possible. Je vais expliquer. Era una notte e pioveva. Mazza come pioveva. Il pleurait, il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Sì. Qu'est-ce qui se passe? Non fa niente. Ma non sai che c'è il français che c'è. Lo credo. E io ero a casa. Cioè alla maison, quando il pleuve, je ne sors pas, non esco mai, chi esce quando piove. E io la suonavo al pianoforte, c'avevo un gran pianoforte a coda lunga. Ta 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 ta, ta ta ta, ta ta, e fa il pendolo. I viaggiatori per Zurigo e Monaco sono pregati di la recarsi sulla monte, pista. non c'è un orologione grande, no, non écoutez-moi. I viaggiatori per Zurigo e Monaco sono pregati di Sì, è bello, ma l'aereo Écoutez-moi, parte. c'était très intéressant, qu'est-ce que je veux dire. Un'altra volta l'aereo Ta se ta ne ta va. ta, ta ta, écoutez, Sì, madame, sì. les pendolons, je veux dire. Un jour je viens à Paris e se lei non ha dimenticato questa sua invitation, questo je mai. viens, je dis, mia fata bionda, eccomi qui. Au revoir. Paris, la ville lumière, I viaggiatori per Champs-Élysées, Parigi sono pregati Napoléon, di la recarsi Révolution, sulla pista. Chevalier. Si prega di non fumare oltre la porta della terrazza. Paris, c'est toujours Paris. I viaggiatori per Parigi sono pregati di recarsi sulla pista. Si prega di non fumare oltre la porta della terrazza.